Bentornati Aquila a questa nuova puntata di Aquile Libere. Come molti di voi già sapranno, quest'anno Aquile Libere ha moltissime novità. Una delle novità più importanti che parte appunto da quest'anno è la domanda della settimana. Noi ogni settimana vi proporremo una domanda a cui vi invitiamo numerosi a rispondere attraverso diversi canali, SMS, WhatsApp o mail. Con la precisazione che questi non sono sondaggi, non hanno scopo scientifico, ma vogliamo semplicemente coinvolgervi e sapere cosa ne pensate. La settimana scorsa abbiamo posto una domanda precisa, abbiamo posto la seguente domanda. Siete favorevoli o contrari all'insegnamento della lingua friulana nelle scuole? La nostra abile regia in questo momento sta mettendo in sovraimpressione quelli che sono i risultati delle vostre risposte. In questa puntata vi sottoponiamo un'altra domanda, una domanda molto importante che parte un po' da quello che è il cavallo di battaglia del movimento Aquile dal Friul, che è la creazione di due province autonome, Friuli e Trieste, e quindi vogliamo coinvolgervi per sapere cosa ne pensate ponendovi la seguente domanda. Creazione di due province autonome, quella del Friuli e quella di Trieste. Siete favorevoli o contrari? Potete rispondere attraverso SMS o WhatsApp al numero che sta ora andando in sovraimpressione oppure con una mail al nostro indirizzo di posta elettronica. Oltre a questa novità, la domanda della settimana, tante altre novità si stanno sovrapponendo ad Aquile Libere. Avete visto la rubrica BIOS che è partita con il caro amico Graziano Ganzit e da questa sera parte una nuova rubrica sempre all'insegna del Friuli. Il nostro amico Paolo Bortolussi, che già abbiamo avuto in passato come nostro gradito ospite, parte oggi con la sua rubrica La Chiacchierade di Paolo Bortolussi, un'interessante rubrica in cui l'amico Paolo affronterà argomenti di cultura friulana, cultura locale, invitando anche numerosi ospiti. E quindi, senza indugiare ancora, do la linea al nostro amico Paolo con la sua rubrica nuova. Mandia Duc Furlans, benvenuti a una chiacchierata. Voi ovviamente insieme con altri scrive scrittore, scrittrice o poetesse, storiche, Marisa Gregoris. Vi ho fatto un po' tanto titoli, no Marisa? È un po' un massa, a dire la verità. No? Ma io comincerei con te, no? Sugli flabis. Tu scrivi tanti flabis, un'evore bielis, che flabis con la morale, un'evore profonda. Sì, hai bisogno di scrivere in che sistema che manco io sento, perché il dialogo con i frus di voi è ridotto, allora vieni in qualche modo di arrivare a da alca, per fare in modo che capisci i frus Zuian quasi, ho imparato a memoria di poesie, ho sentito una biele fiabe, sempre per fulan, e c'è per italiano a volte, perché tenti di scrivere a manco il testo per fulan e dopo tradotto in italiano in modo che al sedi comprensivo per duc, no? Ecco, e io in nevos, che loro sono tanto contenti, io parto a scuola, la lingua che a favore di Pia, per dire la verità, è l'italiano, perché a scuola insegna in quel, però a favore anche il furlan, ecco. Ma ti è capitato un piccole robe, no? Con un frutto, un asilo, con che tu lavi a lei, se ti è succeduto? Sì, là a lei, allora è sempre la poesia, il furlan. A un certo momento, quando vi finì, la maestra dite, che è un frutto
che al vol dite una robe. E lui mi ha detto, signora, io non ho capito una parola di quello che ha detto perché non so parlare questa lingua, però se lei torna io porto mio nonno. E allora io gli ho detto, ma per sé il nonno, mi è venuto un po' con groppo, e dice, qui sanno, varrà la nonna, per sé il nonno, e perché al vendome, perché verrà da solo il nonno, e la nonna, e il nonno dice che la nonna deve stare a far da mangiare a casa. E allora capì che era un vero furlan. Scusai le battute. Allora, tu collabori con varie riviste, dalla Gente Furlane alla Flame, ma tu hai sempre fatto un tuo libro, Il Mondo sugli spalli. Sì. È stata dedicata a une storie vere, è stata dedicata a copie di San Vidot. È stato un grande amore, scommesso queste storie prima della guerra e finì dopo purtroppo non tan bene. Però ho voluto scriverle perché è stata veramente una roba grande. Ma tu sei spartata a scrivere anche le robe di una volta, per il fatto che tu hai fatto anche il testo e dimenticato della Grande Guerra con le interviste spalicciate su questo lavoro teatrale e canoro con il coro di Bean, no, che si lo sta per tantator, no? E su queste tu hai tanti robuti, stanci aneddoti, in particolare. In particolare, prima di tutto io voi disi che avevi un barbe di mio padre che non scontava che aveva fatto la guerra dall'11 senza, no? E non scontava tanti rubis, perché l'importante è che frus e disi se che l'estate. E dopo di frutta i sentivi, perché dal dopoguerra è stato un po' di mismas, no? E me la mecciase era donge un'osterie. Ne di i sint, all'era di sabato di sera, quando gli operai simulavano in divore, si fermavano loro a fare la via crucis, no? Per fare abbiare i femminis. E a un certo momento la dite, no, ben a dire, no, vin a fare di politica, vin di ringraziare gli angeli americani che sono venuti a liberarnos. Madonna, dite, angeli americani, insomma, i nomi come che altri, sami. Più tardi avrei capito che erano gli anglo-americani su queste robe, no? E sono tutte robe che mi ricordi di erine frutte che mia nonna diceva che stavi massa a sentirsi che diceva in grange, ma... Beh, ma come al surf, però. Al surf, no, ma... Perché torni che ci ricordi, mai sta scritto, perché questo è una roba, un lavoro importante. Poesie. Poesie, sì, tanti, dai pubblicati spocis, sono lì, di sempre che di pubblicali, però vediamo, hai una roba di fa, la fasarina, non c'è che, plan plan. E non c'è che è sempre in Furlan? Sempre in Furlan, c'è qualche d'uno in italiano, però tanto Furlan. Tu hai fatto parte di una cubia di scrittori furlani, da Riedo Pupo, Alviero Negro. No, io li hai conosciuti. Sì, però tu eri senza di famè. Sì, con i femminis, perché poi lo so muarse. Ecco, e vincemo con Evelina Virgili, che a vive e vin un'amicizia, si telefonin. Purtroppo Rosina, che era la femmina di Alviero, è morta un anno prima del mio, sempre da stesso mese. Lei è morta 4 anni fa, sì, vive su Sour. Sono stati grandi displacati perché era un po' l'anime che dalla lingua e dalla costruzione anche dalla lingua furlane dai nostri tempi, perché erano insegnanti di scrittura furlane che come è stato un po' tutte cambiate. Sì. E sono togli di noi che sono le vie con loro. Esatto. È così. Allora ti ringrazio di essere intervenuto qui alla nostra trasmissione, una chiacchierata. Si sentirà anche più in denaro con altri robot. Grazie a voi. Mandi Marisa. E mandi.
Bene, grazie Paolo e grazie soprattutto perché con il tuo contributo e con il contributo anche di tantissimi altri ospiti Aquile Libere si sta sempre più arricchendo e ne è testimonianza il seguito sempre maggiore dei nostri telespettatori. Altra novità, queste sono fotografie di bandiere del Friuli che voi ci avete inviato. Alcune delle fotografie che voi ci avete inviato. Ebbene, da quest'anno Aquile Libere, grazie anche al vostro contributo, pubblicherà di volta in volta delle fotografie di bandiere preferite voi, ai balconi piuttosto che bandiere issate del Friuli, in tutta la regione. Quindi noi pubblicheremo le vostre fotografie, dovete inviarci una vostra fotografia e soprattutto, molto importante, il luogo in cui l'avete scattata all'indirizzo mail bandieredelfriuli@libero.it. Noi di volta in volta le mostreremo qui alla nostra trasmissione per far capire quello che è l'attaccamento dei friulani alla loro bandiera. Dopo le festività natalizie è ripartito il tour itinerante di Aquile dal Friul. Il gazebo di Aquile dal Friul, che di volta in volta percorre le piazze dei paesi delle città del Friuli, è approdato il 26 gennaio scorso nella piazza Roma di Aiello del Friuli. Il gazebo di Aquile dal Friul è un modo che ha Aquile dal Friul appunto per incontrare le persone nelle piazze, per scambiare opinioni, per raccogliere opinioni e idee delle persone. Le persone in questo modo hanno anche la possibilità di aderire al movimento e in questo particolare momento molto importante anche di contribuire con una loro firma alla petizione che Aquile dal Friuli sta promuovendo, ovvero quella di impedire che il Goriziano venga annesso, come pare ipotesi scontata, a Trieste, alla città metropolitana di Trieste, come la giunta regionale vorrebbe. Noi vi invitiamo a seguirci su Facebook, dove di volta in volta pubblicheremo le date, i luoghi e gli orari della tappa del gazebo appunto di Aquile dal Friul a partire dalle prossime settimane. Vi ringrazio. Buona salute a tutti. Questa sera, parlando di BIOS, andiamo un po' un momento sulla politica agricola. Abbiamo vissuto, diciamo, per chi ha la mia età, tanti momenti in cui l'Europa è intervenuta, dal piano verde degli anni 60 fino ai montanti compensativi, oggi con le politiche del piano di sviluppo rurale. Politiche che portano incentivi all'agricoltura verso un'innovazione, verso un modello, diciamo, come si può dire, evolutivo. Il problema che oggi dobbiamo cominciare a sfatare è che questi contributi agricoli, questi modelli, questo sistema, diciamo, di sostegno all'economia agricola sta finendo. E sta finendo nel peggiore dei modi, perché non è che abbiano detto guardate che finisce, guardate che domani non ci sono più soldi. No, semplicemente stanno ritardando i pagamenti. Ritardare i pagamenti vuol dire, come ad esempio anche nel nostro mondo del biologico, contare nel proprio bilancio annuale di quel tot di cifra e poi dopo 3 anni non ce l'hai ancora. Allora cosa vuol dire questo? Vuol dire semplicemente che finirà l'agricoltura? No, perché se l'agricoltura finisce finirà anche la nostra civiltà. Ma dovrà essere un'agricoltura diversa? Certamente, ma certamente perché solo un'agricoltura sostenibile è economica. Oggi abbiamo un'agricoltura drogata, di un sistema, diciamo, che ha vissuto alla grande sull'agricoltura, dal mondo accademico al mondo commerciale, al mondo dell'industria, e in realtà ha messo sotto pressione due figure, diciamo. Una è l'agricoltore, che ha dovuto ricorrere a sistemi di dazi doganali, di contributi agricoli o del PSR. L'altra parte è la terra. La terra ha pagato il prezzo più alto e sta pagando il prezzo più alto di questo, diciamo, problema.
Come lo sta pagando? Lo sta pagando nella caduta della sua fertilità e della sostanza organica del terreno. Per poter comunque fare un'agricoltura, anche senza contributi, con un'economia reale, noi abbiamo bisogno di una terra fertile, che funzioni, che stia in piedi, che abbia la capacità di essere un nostro socio principale e che non ci lascia mai per strada. Per fare questo è proprio necessario arrivare a un modello sostenibile, un modello che rivitalizzi la terra e che abbia la capacità di produrre derrate di alta qualità e anche di buona quantità. Per fare questo è proprio necessaria un'inversione di tendenza, che non è quella di continuare a dar soldi in maniera stupida, ma quella di spingere un modello evolutivo verso la sostenibilità. Questo è nato già nei primi anni 90 attraverso i regolamenti CE verso l'agricoltura biologica, è venuto già 15 anni fa in spinta, diciamo, col commissario Dacian Ciolos verso quella che viene chiamata la sostenibilità, adesso con un anglesismo un po' così viene chiamato greening. In realtà è un sistema, diciamo, che praticamente ci sta obbligando ad andare verso una sostenibilità che comunque deve essere di bassa tecnologia e di basso costo per essere economica. Dunque il domani sarà fatto dai nostri modelli, in quanto sono gli unici capaci di produrre in un'economia reale una vera, diciamo, capacità di produrre ricchezza e benessere da un'agricoltura che non sarà sfruttata, ma sarà, diciamo, una socia che ci sosterrà nel futuro. Buona salute a tutti.